Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Shakhtar Napoli, ragazzi, siamo a 0 punti in UEFA Champions League. Avete visto nello scorso episodio, abbiamo finalmente vinto una partita contro il Cagliari in Serie A e abbiamo recuperato dal risultato di 2-0. La squadra ora sembra girare, ci vediamo direttamente in partita. Il Napoli sa che questa potrebbe essere la partita decisiva per il girone. Il Napoli deve conquistare i 3 punti per continuare a sognare il passaggio al turno eliminatorio. Il Napoli oggi ha bisogno dei 3 punti per trovare la prima vittoria in UEFA Champions League. Sono partiti, buon divertimento da Neapolis 1926, il Napoli a caccia dei 3 punti. Elmas, tanti cambi nel Napoli, cartellino rosso, subito in discesa la partita per il Napoli. E qui c'era il cartellino rosso, ci stava, il Napoli ha un uomo in più per 89 minuti. Fabian, gira. Konoplea, la gira, Pedrinho, Bondarenko, Traoré, chiude tutto e Mario Rui, anche lui il ritorno da titolare, Rachmani, Fabian, c'è Insigne largo, visto, Insigne, Elmas, Icardi, fuori gioco di Elmas. Koulibaly, Bondarenko, allarga tutto su Pedrinho, Traoré, ancora Pedrinho, Mario Rui, capisce tutto e riprova a ripartire il Napoli. Politano, brutto passaggio di Mario Rui, ma Fabian Ruiz ritorna il Napoli sul pallone. Anche Icardi ritorna da titolare dopo tanti mesi. L'ha detto Nappi, ci sarà bisogno di te nelle partite importanti e questa è una partita importantissima per il Napoli. Di Lorenzo chiude, non chiude bene però, Traoré, giropalla ancora dello Shakhtar. Ignatenko, Traoré, Bondarenko, calcio d'angolo per lo Shakhtar, ha un uomo in meno, ma come gioca questo Shakhtar? Di Lorenzo, subito via la palla di Lorenzo. Elmas, contropiede Napoli, sappiamo che il Napoli è micidiale in contropiede. Elmas, Elif Elmas, c'è Demme, Icardi, fuori gioco di Icardi. La sfrutta malissimo il Napoli questa occasione in contropiede. Rachmani, gira, Elmas, Icardi, è partito Icardi. Icardi, sbaglia anche lui il passaggio. Demme, gira, Fabian. Elmas dentro per Diego Demme in area di rigore, traversa del Napoli, clamorosa occasione per il Napoli con Diego Demme. Pedrinho, gira ancora, Bondarenko, Traoré, Pedrinho, c'è il ritorno di Mario Rui su di lui, Konoplea, Pedrinho, Konoplea, Pedrinho, Konoplea, 1-2, Konoplea, ancora Pedrinho, cross nel mezzo, chiude tutto Giovanni Di Lorenzo, ripartenza Napoli con Politano. Politano sbaglia ancora una volta il passaggio Politano, è incredibile quanto stia sbagliando il Napoli. Attenzione, Mario Rui ancora, che verticale. Brutto il passaggio di Meret verso Icardi. Maicon, Bondarenko, Traoré, traversa, clamorosa traversa dello Shakhtar di Donetsk. Elmas, Icardi, giro palla Napoli, Mario Rui, ancora Insigne dentro, Elmas sbaglia tutto Elmas però. Traoré allarga, la palla è buona verso Pedrinho.
Mario Rui se lo lascia scappare, attenzione Pedrinho, Koulibaly, attenzione palla lì, incredibile, incredibile cosa stava per combinare il Napoli, incredibile veramente, attenzione, sbaglia Fabian Ruiz, brutto il passaggio, palla larga, c'è Di Lorenzo che chiude tutto, bravissimo Di Lorenzo, e chiude su Ismaili, Maicon, Ismaili, Traoré, Ignatenko, Maicon, Bondarenko, Traoré, Koulibaly ancora una volta. Fine dei primi 45 minuti, il Napoli non riesce a sfruttare l'uomo in più. Si ricomincia, Shakhtar Napoli 0-0, il Napoli ha bisogno disperato dei 3 punti per continuare a sognare questa Champions League. Ismaili, ancora Ismaili sulla fascia, c'è Di Lorenzo su di lui, attenzione cross buono nel mezzo, Fabian, Icardi, Traoré, il Napoli sta dormendo in difesa, Meret salva il Napoli, ma il Napoli dorme dietro. Koulibaly, svetta di testa, Gabriele Jesus appena entrato, è partito Jesus, dentro, Demme, area di rigore, Demme, si defila un po' troppo, Insigne, il capitano, Lorenzo Insigne, ancora l'ennesimo palo del Napoli, incredibile, il Napoli sfortunatissimo, Fabian, il cross nel mezzo, c'è Icardi di testa, Trubin blocca tutto, insieme alla ripartenza, Mario Rui, benissimo, chiude, Insigne sbaglia il passaggio verso Mauro Icardi, Marcos Antonio, Pedrinho, Insigne non ne può più, Insigne è stanchissimo, Gabriele Jesus, Politano sbaglia l'ennesimo pallone della sua partita, Demme riesce a recuperare palla al Napoli, Gabriele Jesus dorme anche lui, però il Napoli dorme, Marcos Antonio, attenzione, esce Meret, e ora ripartenza Napoli con Mario Rui, Demme ha cercato un passaggio incomprensibile verso Politano, Marcos Antonio, il Napoli ora è sbilanciato un pochino perché vuole il gol del vantaggio, Konoplia, attenzione Traoré chiude tutto, Kalidou Koulibaly, Icardi sbaglia ancora anche lui, incredibile, quanti errori nel Napoli, Traoré, Fabian chiude, Insigne, Gabriele Jesus sbaglia anche lui nuovamente, incredibile, quanti errori, Bondarenko, Traoré, Demme, ripartenza Napoli, Gabriele Jesus, ma brutto passaggio, anche lui, che brutto passaggio. Konoplia, Marcos Antonio, Bondarenko, ancora al limite Di Lorenzo blocca tutto, attenzione, ma con Meret, Politano, Demme, Insigne, Gabriele Jesus, ancora l'ennesimo passaggio sbagliato dal Napoli, Koulibaly sbaglia anche lui,
Attenzione, Bondarenko, Meret, fuori gioco. Il Napoli si salva. Ma cosa sta sbagliando questo Napoli? Incredibile. Di Lorenzo, è entrato Messi intanto. Osimhen verso Messi. Messi in qualche modo passa. Messi, attenzione, calcio di punizione per il Napoli. È uno schema, Demme, Diego Demme. Il Napoli è in vantaggio, minuto 88, il Napoli trova il vantaggio e questo può valere questa Champions League. I primi 3 punti del Napoli in UEFA Champions League, esplodono tutti i giocatori del Napoli, dopo 2 traverse il Napoli si trova in vantaggio. Invenzione di Messi, Demme da lì non perdona, minuto 89. E ora il Napoli deve difendere il risultato per i minuti restanti. 2 minuti di recupero. Ismaili. Potrebbe significare tantissimo questi 3 punti per il Napoli. Ismaili. Maicon. È finita, il Napoli torna a casa con i 3 punti in tasca. Buon divertimento a tutti da Neapolis 1926. Napoli-Venezia. Il Napoli prova a proseguire la striscia di risultati utili consecutivi e lo farà oggi contro il Venezia in casa. Rachmani, Renato Sanchez. Vertic. Osimhen, subito dentro Gabriele Jesus. Che brutto passaggio di Gabriele Jesus. Il Napoli poteva andare in porta. Di Lorenzo chiude ottimamente. Renato Sanchez. Gabriele Jesus. Attenzione, fuori gioco di Gabriele Jesus. C'era netto il fuorigioco di Gabriele Jesus. Di Lorenzo. Messi. Visto partire Osimhen in area di rigore. Osimhen! Il Napoli è in vantaggio quando gioca Victor Osimhen. È l'arma in più di questo Napoli. Victor Osimhen, grandissimo gol. Napoli in vantaggio con Victor Osimhen. Busio, vediamo ora il Venezia se si sbilancerà un pochino. Aramu, partito Aramu. C'è anche l'esordio dal primo minuto di D'Angelo e di Luperto. Renato Sanchez. Messi. Ottima palla. Gabriele Jesus in area di rigore. Traversa clamorosa traversa. Attenzione, calcio di rigore. Busio. Fallo di mano di Busio. Incredibile. Errore del Venezia. C'è Messi sul dischetto del rigore. Parte Messi con il pallonetto, secondo rigore consecutivo sbagliato da Leo Messi, incredibile. Johnson. Fernandez. Josen. Attenzione perché ora il Venezia poteva crollare clamorosamente, ma Messi ha deciso di sbagliare il calcio di rigore. Oliveira chiude tutto. Attenzione, tiro a Meret, il calcio d'angolo. E il Napoli si trovava da una possibilità di 2-0 e ora sta subendo la reazione del Venezia. Luperto. Verbic. Attenzione che palla, Verbic. Luperto chiude tutto. Attenzione, la palla è ancora lì. Sbaglia tutto il Napoli. Mazzocchi. Verbic, Luperto, Meret. Ora il Napoli soffre l'arrembaggio del Venezia. Messi. Renato Sanchez ha visto benissimo D'Angelo. Eccolo qui D'Angelo, il nuovo gioiellino del Napoli. Ha detto Nappi deve crescere, ma lui potrebbe essere l'erede di Lorenzo Insigne. Di Lorenzo capisce tutto e chiude. Rachmani. Renato Sanchez. Partito Renato Sanchez da solo. Renato Sanchez. Gabriele Jesus. Romero blocca tutto. Il Napoli quando parte però fa paura. Se in difesa
non è tanto forte, ma in attacco quando riparte è clamoroso. Fernandes, Josen, Di Lorenzo, fallo di mano di Di Lorenzo. Batte subito il Venezia, non vuole perdere tempo. Ulmani, Verbic, allarga tutto il Venezia. Mazzocchi, Aramu, Busio, Fernandes, dentro Verbic, attenzione al Venezia, Verbic, non va, Venezia vicinissimo al pareggio, bellissima azione. Il Napoli deve stare attento però. Luperto che sbaglia tutto clamorosamente, clamoroso errore di Luperto. Busio, Verbic, Fernandes, Verbic con un numero, Verbic, palo clamoroso del Venezia. Il Napoli si salva. Nappi non è tanto contento di questo Napoli che lascia molto spazio in difesa. Amir Rachmani, Demme, visto Messi largo, ma Ulman capisce tutto. Verbic, Johnson, Verbic, chiude tutto il Napoli. Diego Demme, ripartenza, ma la partita è finita. A fine dei primi 45 minuti Napoli in vantaggio con i gol di Victor Osimhen, ma il Venezia c'è, il Venezia è in partita. Via, si ricomincia. Il Napoli in vantaggio con il gol di Victor Osimhen. Gabriele Jesus, Demme, ancora, bravissimo Demme. Gabriele Jesus, D'Angelo, Osimhen a giro, Victor Osimhen, il Napoli vola con il suo attaccante Victor Osimhen. Grandissimo gol, il Napoli al 50esimo va sul 2-0 e forse, e dico forse, ha chiuso la partita. Josen, Ulman, c'è Messi su di lui, Josen, Fernandes, Josen, Verbic, attenzione, Meret chiude tutto, Meret in due tempi addirittura. Demme, Renato Sanchez, con calma ora il Napoli. Demme troppo con calma però. Josen, Ulman, Josen, dentro Fernandes, Verbic, Meret in calcio d'angolo. Oliveira fuori, Messi non riesce a recuperare il pallone. Attenzione, Aramu, Venezia vicinissimo a riaprire la partita. Entra Henry per Verbic, Oliveira, Diego Demme, Luperto, Oliveira sbaglia il passaggio. Busio, Henry, Fernandes, allarga tutto il Venezia. Josen, Rachmani chiude tutto, calcio d'angolo per il Venezia. Attenzione, cross nel mezzo è buono, Henry, Meret la mette in calcio d'angolo ancora. Ora la gioca vicino, Fernandes, cross nel mezzo, ha segnato il Venezia. Ulman la riapre il Venezia, minuto 69, e l'avevamo detto che il Venezia non ha paura di questo Napoli. Ulman, 2-1 per il Venezia, scusatemi, per il Napoli. Il Venezia ritorna in partita. Osimhen sbaglia, Henry, Aramu, attenzione, non ci voglio credere, Meret che errore. Henry, 2-2, ha trovato il pareggio il Venezia, clamoroso a Napoli.
Il Venezia ribatte il risultato 2-2, ma che errore di Meret, che errore di Meret, guardate, si toglie proprio dalla traiettoria Meret. Osimhen, e ora il Napoli deve vedere cosa deve fare, perché questo pareggio è bugiardo. Aramu, Henry, Renato Sanchez, chiude tutto ma sbaglia ancora una volta il Napoli. Fernandes, Henry, Meret, quanto rischia il Napoli. Venezia dalla bandierina, cross nel mezzo, Di Lorenzo chiude tutto, chiede a Politano di partire. Politano, Gabriele Jesus, Osimhen, Demme, è entrato anche Lorenzo Insigne in questo finale, anche se non è al 100%. Insigne, Demme, Renato Sanchez, Demme, Oliveira, Ruperto, dentro Insigne, Lorenzo Insigne a giro, entra dalla panchina e la decide così il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. 3-2 Napoli, 3-2 Napoli, 3-2 Napoli, che partita signori allo stadio Maradona quest'oggi. Minuto 86, il Napoli passa in vantaggio per 3-2 dopo che il Venezia aveva giocato una partita mostruosa sotto di 2-0, poi l'ha recuperata 2-2, ma non è finita. Henry allarga tutto. Aramu, Insigne, Gabriele Jesus, dentro ora per Politano. Politano in qualche modo passa, ci poteva essere il fallo, 2 minuti di recupero alla fine di questa splendida partita. Ullman, cross nel mezzo, Di Lorenzo, via, butta via la palla e il Napoli vince la seconda partita consecutiva in campionato. Signori, stiamo risalendo in campionato e la prossima è contro la Lazio. Potremmo andare ad agganciare la Lazio con una vittoria. Osimhen capocannoniere con 6 gol, Insigne lo segue a 4, ma signori, dobbiamo migliorare tantissimo in difesa. Io comunque vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926 se ancora non l'avete fatto. Sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao a you.